cantautore rock, come ormai ce ne sono pochi, ma tu sono 30 anni che fai dischi. E sei qua per presentare un libro in realtà, no? Parliamo di un libro, Amore e rabbia. Io ho un ricordo di te molto forte per quel che riguarda l'amore, perché sei partito con questo super hit San Valentino. San Valentino guarderà. È una canzone d'amore di strada, scritta da un ragazzo di 20 qualche anno. E poi è arrivata la rabbia. Sì, per la strada è arrivata la rabbia, sono arrivati in 30 anni 15 album, migliaia di concerti, alti e bassi, anche 500.000 di dischi venduti, messi tutti insieme, perché Certo. cioè, adesso visto, e non di canzonette, ecco. E siamo diventati un po' più grandi, prendendo i treni per il centro. Nasce Nasce a a Jesolo. Jesolo, esatto. E tu parli di Jesolo in questo libro, no? Molto perché io fino a 25 anni sono vissuto a Jesolo, tutta la parte che riguarda la mia infanzia, la mia giovinezza, il mio habitat, i miei lunghi inverni di nebbie e di ricerca di te stesso, sai come funzionava, no? Di sogni da cercare, di idealità da tradurre, avvenivano lì. Dopodiché, intorno ai 25-26, me ne sono andato a Milano. E ti sei portato il mare dentro. Me ne sono portato dentro e non l'ho mai perso per la strada, anzi, sai quella vecchia storia per cui chi è nato arriva al mare, comunque alla fine ci torna. Com'è nata in te il desiderio di raccontare questi 30 anni di vita musicale? Esattamente 10 anni fa era uscito un libro, una biografia su di me, scritta da Matteo Padovani, Strucco, che ma fa anche la esatto, prefazione. è un amico, esatto. Mi è rimasta dentro l'idea negli anni di trovare il tempo per provare a mettermi a scrivere, che è un mestiere ben diverso da scrivere canzoni e fare concerti. Tu sei un'icona rock ormai in Italia, ma questo rock si è un po' perso. Penso sia molto più sensato parlare di musica d'autore, poi in generale non mi chiedere cosa penso della musica che c'è in giro, di quello che sparano le radioline commerciali, queste cose qui, perché ovviamente non sono cose che io sento particolarmente vicine né mi interessano particolarmente, come chi mi chiede di cose, di talent, di queste cose qua. Non sono cose che io sento mie, ma probabilmente perché sono nato negli anni 60, per cui sono anche fuori tempo. Devo dirti, per chiudere il discorso, che comunque vedo tanta gente nei concerti, comunque c'è un flusso di emotività forte, di energia, di bellezza che ripaga anche delle difficoltà, se vuoi, perché sono tempi comunque in cui nessuno ti regala niente, tanto più se ti muovi da uomo libero principalmente. Amore e rabbia, il racconto della mia vita, Massimo Priviero. Grazie Massimo e buongiorno Mattino. Ciao.